Siamo in diretta, siamo a Verona, per la precisione siamo all'Hotel Expo di Villafranca, giusto? E siamo qui per uno degli eventi che l'AIS Verona ormai ha creato, come dire, io dico una filiera, una serie di perle che ogni volta si aggiungono. Abbiamo parlato della Borgogna, prima di tutto siamo insieme con una bellissima ragazza, oltre che sommelier, siamo con Aurora, scusate il nome, che è anche un bellissimo nome. Buonasera a tutti. Allora, come dicevamo, serate molto interessanti, abbiamo parlato della Borgogna, abbiamo parlato dei vini rosa e stasera siamo andati alle origini dei vini, perché bisogna anche studiare e sapere da dove arrivano questi vini. Eh sì, siamo tornati indietro nel tempo, a tantissimi anni fa, e siamo andati dall'altra parte del globo, o non tanto vicino da qui. Ci siamo spostati dalla Turchia al Libano, a Cipro, per poi arrivare a quello che è lo stato attuale e il mondo che un po' più noi conosciamo, il nostro Mediterraneo. Però cosa hanno fatto nell'antichità e questi strepitosi vini non è da tutti scoprirli, quindi una serata come questa condotta da Abbiamo Invernizzi. avuto una guida che veramente, Guido Invernizzi, relatore AIS, che veramente ci ha preso per mano e ci ha portato a scoprire le cose che lui stesso ha provato, ci ha raccontato anche degli aneddoti veramente spaziali. Sì, assolutamente, devo dire che toccare con pelle i luoghi insieme a lui stasera è stata un'esperienza unica per cercare di capire effettivamente tutto quello che il vino è stato ed è. Quindi noi naturalmente abbiamo anche registrato un'intervista con Guido Invernizzi, poi abbiamo registrato immagini veramente esclusive perché sono anche bottiglie non facili da trovare purtroppo, e quindi voi poi continuate a seguirci perché ritroverete un filmato con tutte queste informazioni. Cos'altro dire, Aurora? Veramente siamo con l'ultimo vino, Assolutamente, che è un Cipro, vino... che arriva dall'isola di Cipro, che è un fico secco a tutto spiano, perché io torno indietro al Natale quando a casa prendono la cesta di frutta secca e noci e ci si gusta una conclusione di serata. Quindi buonanotte a tutti. Buonanotte da Verona, AIS Verona. Cin.